Buongiorno, sempre in diretta con Focus TG, un'altra ondata di maltempo dalle 15 di oggi, scatta una nuova allerta rossa, si ripeterà la situazione del 30-31 ottobre con intense precipitazioni, rischio idrogeologico, allerta rossa che parte dalle 15 e va fino alle 21 di venerdì sera. Ma intanto partiamo con una buona notizia perché è stata ritrovata mussolente in un casolare una 18enne che era scomparsa dopo una festa di Halloween. Sentiamo subito in diretta Monica Smiderle. A te Monica. Buongiorno a tutti, da Mussolente sono con il sindaco di Mussolente Cristiano Montagnier. Sono state ore di grandissima apprensione qui a Mussolente per la scomparsa di Aurora Zonta, una 18enne che vive qui a Casoni, nella frazione di Casoni di Mussolente. Ore di grandissima apprensione. Fortunatamente, sindaco, pochi minuti fa la buona notizia. Sì, la buona notizia che è stata ritrovata, magari è stato confusionale, però diciamo è stata ritrovata dai carabinieri di Romano De Zelino su una segnalazione da parte di un cittadino su nostre pressioni. Buongiorno, scusate, su nostre abbiamo chiesto alla gente, è stata trovata e è stato confusionale, è stata portata subito a San Bassiano per curarla e per trovare, per capire. Sindaco, ripercorriamo che cosa è successo. Aurora Zonta era andata a una delle tante feste di Halloween organizzate qui nel Bassanese, è rientrata a casa alle 3:30, la aspettava la mamma, quindi tutto sembrava normalissimo. Poi, sindaco, che cosa è successo? Da quello che ci racconta la mamma, che alle 7:30 ha visto che non era più nella propria camera ed era così, si era allontanata volontariamente. Da lì è cominciata la ricerca da parte della mamma, che poi, non trovandola, verso le 10:30 di ieri mattina ha avvertito le forze dell'ordine e da lì è iniziato tutto la ricerca della persona, insomma. Quindi la mamma si è accorta appunto che Aurora non era più nella sua camera alle 7:30 del mattino, l'hanno cercata i familiari in un primo momento, poi invece è partita la macchina delle ricerche con l'apertura del COC, del centro operativo comunale, qui nel palazzetto dello sport COC, che è ancora parzialmente attivo, insomma ancora per qualche minuto. Sì, abbiamo attivato tutto, sono stati circa ieri una quarantina, oggi si sono dati il cambio, quindi una sessantina di persone che tra vigili del fuoco che hanno coordinato le ricerche, tra i carabinieri che hanno coordinato le indagini e i volontari di protezione civile misquilese con a capo Mauro Tessari e l'Associazione Nazionale Carabinieri, sono cominciate le ricerche a terra e anche con l'elicottero, perché ieri è girato un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio per riuscire a trovare Aurora, insomma. Le ricerche, sindaco, si sono concentrate soprattutto nella zona intorno all'abitazione di Aurora. Sì, perché dove è stata trovata dista circa 500-600 metri e si erano concentrate là. Poi è logico che nelle varie segnalazioni che ci erano arrivate anche fino a mezzanotte della notte scorsa, qualcuno la dava verso Vicenza, qualcuno la dava verso Padova, qualcuno verso il Trevigiano, per cui diciamo non è stato semplice, però diciamo che grazie all'aiuto di tutti, anche della comunità di Casoni, della comunità di Mussolente, siamo riusciti ad arrivare a questa felice conclusione. La svolta appunto un'ora fa, dove è stata trovata Aurora, sindaco? È stata trovata in via Martiri della Libertà, diciamo in una discesa vicino a un garage, nascosta, era infreddolita perché aveva preso un po' di pioggia, però ripeto un po' è stato confusionale, però mi sembra che stia bene adesso, ripeto, però la stanno visitando in quel dell'ospedale del San Bassiano.
Quindi, direttore, la buona notizia, insomma, dopo ore di apprensione qui a Mussolente, non solo perché c'è stato un grande, insomma, tam-tam anche sui social, sindaco. C'è stato un grande tam-tam sui social e ringrazio anche i colleghi sindaci dell'area bassanese, non solo, ma anche i colleghi sindaci della parte di Trevigiano, perché hanno condiviso in tutti, mi hanno chiamato in tanti per sapere come potevano essere d'aiuto, e in tutti quanti così abbiamo avuto 4.000 condivisioni della pagina Facebook, un'enormità, però questo ha portato al risultato immediato, anche se era qui, è rimasta sempre qui in paese e qui vicino, però grazie veramente a tutti, perché questo è il risultato della comunità. Ringrazio veramente i carabinieri di Romano, ringrazio i vigili del fuoco, la protezione civile, tutti i miei dipendenti comunali, perché da ieri si sono attivati subito senza remore e senza null'altro. Direttore, da Mussolente è tutto, noi ridiamo la linea allo studio con la buona notizia del ritrovamento di Aurora Zonta. Grazie molte, grazie Monica Smidel e al suo ospite, finalmente una buona notizia. Non ci sono buone notizie invece per quanto riguarda il maltempo. Vediamo le immagini a Verona dell'Adige che ha danneggiato il Ponte Nuovo, che è in fase di ristrutturazione. Le vediamo adesso, vedete i vigili del fuoco che cercano di limitare i danni, e quest'onda di piena di ieri sera che stava per inondare il ponte, ma non ha superato una certa soglia, non ha allagato le strade, ma un'onda di piena che ha creato molta preoccupazione fino a tarda sera. Ormai siamo di nuovo in allerta rossa, inizia dalle 15 per la precisione. Andiamo in diretta subito a Marghera, dove c'è l'unità di crisi e l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottaccina. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede della Protezione Civile regionale insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccin. Assessore, benvenuto. Allora, qual è la situazione in questo momento e cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? Ma diciamo che ci possiamo aspettare un evento simile a quello che è appena transitato in Veneto tra lunedì e martedì, con la differenza che questa volta pioverà sul bagnato, quindi potrebbe esserci qualche criticità in più. Quindi precipitazioni piovose rilevanti, soprattutto nella fascia pedemontana, nelle Dolomiti meridionali, con punte anche di 150 mm. Nel frattempo avremo un innalzamento della forza dei venti, un vento di scirocco soprattutto nelle zone costiere, e quindi ci attendiamo anche delle mareggiate soprattutto nella zona del Veneto orientale. Un po' come è accaduto nei giorni scorsi anche nel Veneto orientale, abbiamo visto a Bibbione quella che era stata la situazione, anche Jesolo. Sì, Bibbione, Jesolo, poi ci sono stati problemi anche in comune di Chioggia. Ovviamente il Veneto orientale è particolarmente attenzionato, anche perché Livenza e Tagliamento partono in Friuli, e in Friuli le precipitazioni previste sono superiori rispetto a quelle del Veneto, quindi sono dei corsi d'acqua particolarmente attenzionati, e anche col Friuli Venezia Giulia l'interlocuzione è costante e continua, esattamente come con la provincia autonoma di Trento per quanto riguarda l'Adige. Ecco, ovviamente si torna un po' indietro, no, con la mente a determinate situazioni che ci sono stati nella nostra regione, la famosa alluvione di anni fa che aveva colpito anche poi in particolare il Padovano, poi c'è stata Vaia, insomma, però da allora lavori ne sono stati fatti. Beh, direi di sì, sono stati realizzati cantieri per oltre 2 miliardi di euro, opere di difesa del suolo che sono non solo i bacini di laminazione che sono diventati ormai famosi, ma anche consolidamenti arginali, innalzamenti arginali, pennelli, briglie, insomma tutta una serie di opere che ha lo scopo di incrementare la sicurezza per i cittadini del Veneto. Quindi massima attenzione anche da parte vostra, tanti gli uomini della protezione civile che si sono già mobilitati, però da un altro lato anche la sicurezza di questi interventi che dovrebbero funzionare.
Ma diciamo che dopo il 2010 abbiamo avuto degli eventi decisamente più rilevanti rispetto al 2010 e che hanno generato dei problemi minori, quindi l'efficacia delle opere è già stata in qualche maniera testata. Ovviamente ricordiamo a tutti che il rischio zero non esiste e quindi anche con buone pratiche di comportamento è possibile limitare i danni. Nella fase culminante dell'evento cercare di evitare di stare in prossimità di corsi d'acqua, sostare sopra i ponti, rimanere negli interrati, nei sottopassi, insomma queste sono buone pratiche che consentono di garantire una miglior sicurezza con delle semplici azioni. Ecco, il governatore Zaia nei giorni scorsi aveva anche detto ai sindaci di eventualmente valutare chiusure di scuole o asili. Sappiamo che il sindaco di Feltre l'ha già fatto per anche questa giornata. A breve avrete anche una riunione con i prefetti. Assolutamente sì, adesso abbiamo una riunione con i prefetti del Veneto, in quella sede verrà valutata anche l'eventuale possibilità di una chiusura delle scuole per la giornata di domani, dopodiché mi confronterò col Presidente Zaia, ma a breve insomma faremo anche il punto su questo. Ringrazio l'assessore Bottacin, tante le riunioni a cui è chiamato oggi, quindi lo lasciamo anche andare. Qui da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori, all'assessore Bottacin che ne ha viste di tutti i colori, le alluvioni del 2010, del 2012, era sempre in prima linea e così anche la tempesta Vaiare, Frontolo, tante calamità che l'assessorato con la protezione civile ha dovuto affrontare. Vediamo i titoli del Gazzettino. Meteo allerta rossa in Friuli Venezia Giulia e Veneto, attese raffiche di vento fino a 130 km/h. L'allarme di Zaia: spostatevi il meno possibile e state lontani da fiumi e pareti rocciose. E poi la notizia che è la notizia del giorno: Ilaria De Rosa, una giovane hostess trevigiana, è stata liberata, era stata arrestata in Arabia Saudita e adesso sta tornando in Italia. Allora ripartiamo proprio da qui perché abbiamo in linea Anna De Roberto con il sindaco di Resana. A te la linea Anna. Sì, direttore, buongiorno. Eccoci, siamo in Municipio Resana con Stefano Bosa, il sindaco. Oggi è una giornata di festa, Ilaria De Rosa torna a casa. In realtà l'aereo atterra a Roma Fiumicino alle 13:40 e non è detto che Ilaria voglia tornare subito a Resana, potrebbe voler raggiungere il padre che si trova in Belgio. Qui a Resana c'è solo la madre. Sindaco che ha avuto la notizia peraltro già da qualche giorno, è corretto sindaco? Sì, avevo avuto un'informativa già martedì, però non era confermata, quindi c'era movimento, quindi si sapeva che doveva tornare questi giorni. Io mi sono tenuto riservata la notizia, quindi oggi finalmente la bella notizia che ci riguarda tutti quanti, riguarda la famiglia De Rosa, ma riguarda tutto il nostro comune. Lei aveva manifestato grande preoccupazione anche per il contesto geopolitico in cui ci troviamo. L'Arabia Saudita non è un paese facile, ad essere detenuta una donna, una ragazza giovane, poi con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente. Sì, una ragazza 23 anni arrestata in un paese come l'Arabia Saudita, lontano da qua, con regole diverse dalle nostre, con quello che sta succedendo in giro per il mondo. Effettivamente era una grossa preoccupazione. Innanzitutto per i familiari, ma poi anche per noi, per la nostra comunità, per chi la conosceva, per tutto il nostro comune, per la nostra zona i nostri abitanti che conoscevano la famiglia De Rosa, conoscono la famiglia De Rosa. Allora, la mamma, tra l'altro, direttore, potrebbe essere qui. Noi abbiamo avuto notizia che la mamma si trova ancora qui a Resana, quindi non è andata a Roma ad accogliere la figlia. Questa è un po' una notizia che riusciamo a darvi in anteprima. Sappiamo che ci sono diversi giornalisti che sono già lì a Fiumicino che stanno attendendo Ilaria per capire quali saranno le sue primissime dichiarazioni. Vogliamo ricordare che Ilaria si è sempre detta innocente, cioè l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente, questo spinello che la polizia avrebbe trovato nascosto nel reggiseno, la presenza di questa modica quantità di sostanza stupefacente, Ilaria l'ha sempre negata e i 3 amici che erano con lei hanno confermato insomma questa tesi. Quindi una detenzione, come dire, ingiusta. 6 mesi di carcere, era anche stata chiesta la grazia, ma la risposta ancora non era arrivata, però insomma possiamo dire che dalla condanna ad 1 anno e mezzo, questi 6 mesi
che in qualche modo restituiscono finalmente la ragazza a casa sua, sono una buona notizia. Sì, secondo me buona notizia innanzitutto perché la ragazza viene a casa e quindi ci solleva da un incubo. L'altro aspetto è che probabilmente sì, quello che dichiarava la mamma, la sorella, che ci ho parlato assieme diverse volte, sull'innocenza di Ilaria, probabilmente è confermato a questo punto il fatto che sia stata ridotta un po' la pena, comunque in qualche maniera è stata ridotta, quindi qualcosa, sì, magari qualcosa sarà successo, però probabilmente non era così grave da dare una detenzione di un anno e mezzo, come si parlava all'inizio. Poi insomma le autorità diplomatiche hanno fatto un grande lavoro, vogliamo anche ricordare che erano stati i genitori a denunciare la scomparsa di Ilaria, non riuscivano più a mettersi in contatto con la ragazza che si trovava in Arabia Saudita da circa un paio di mesi prima che ne fosse denunciata la scomparsa. I genitori avevano appunto chiamato le forze dell'ordine e lì si scoprì che la ragazza era stata prelevata, arrestata durante una festa in cui si trovava con degli amici, quindi è stata proprio la famiglia a far scattare, a far partire questa denuncia. Da lì poi l'intervento della Farnesina con il ministro Tajani che ha dato mandato a Pierantonio Zanettin, che è senatore di Forza Italia qui in Veneto, come dire, di fare da tramite, cioè di portare la notizia qui in Veneto. Come sindaco di Resana avete in mente quali saranno i vostri prossimi passi in questi giorni? Beh, il primo passo, ripeto, serenità per la famiglia, tranquillità, quindi lasciamoli tranquilli un po', poi ci incontreremo, te parleremo, magari se Ilaria vorrà raccontarci la sua esperienza, un'esperienza di vita che a 23 anni veramente è pesante, quindi cercheremo di incontrarla, di capire, magari se possiamo anche saperne qualcosa di più di questa sua esperienza negativa purtroppo, però si è conclusa in bel modo, comunque oggi è una bella giornata perché Ilaria viene a casa. Che aria si respira qui tra i cittadini di Resana? Beh, oggi ne ho sentiti diversi, sicuramente contenti tutti quanti che è finito un incubo per il nostro comune. Io so che lei ha sentito la mamma via SMS anche questa mattina dicendo insomma sono contento, partecipo alla vostra felicità. Sì, con la mamma, con la sorella c'è chiamiamo un patto di riservatezza. Abbiamo tenuto in questi mesi un atteggiamento, giustamente la famiglia ha voluto essere lontana da qualsiasi commento, da qualsiasi informativa eccessiva, diciamo, e quindi l'unico messaggio, come sono sentiti mandai, è chiaramente di felicità. Gli auguro tanta serenità e tranquillità in famiglia per un bel periodo. Grazie Sindaco. Allora direttore, cercheremo di capire se Ilaria rilascerà delle dichiarazioni, se riuscirà a essere raggiunta dai giornalisti e poi insomma faremo il punto anche nei nostri servizi della sera su questa bella notizia che riguarda appunto il comune di Resana e tutto il Veneto. Grazie molte, grazie Anna De Roberto e al sindaco di Resana, una bella giornata, una bella ragazza liberata, si temeva per la sua sorte, insomma, quindi è una giornata, come hanno detto Anna De Roberto e il sindaco, di grande gioia. E invece veniamo alla cronaca nera, un accoltellamento nella serata di ieri nel parcheggio del centro commerciale Tiziano a Olmi di San Biagio di Callalta, siamo nel Trevigiano, coinvolto un gruppo di più stranieri che si sono affrontati e scontrati, anche se i motivi sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. Nel corso della lite è spuntato un coltello con cui un senegalese di 35 anni ha gravemente ferito il rivale con una coltellata al fianco. Quest'ultimo è stato soccorso da medici e infermieri del SUEM 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso. Lo straniero è in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Certamente sono in corso da parte dei carabinieri intervenuti con diverse pattuglie sui motivi che hanno portato a questa lite furibonda. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area intorno al centro commerciale Tiziano in cui si è verificato questo gravissimo fatto di sangue. E purtroppo ha perso la vita un 18enne, successo a Sanfior, a soli 18 anni, Daniele Gnoffo, che si è fatto prestare la moto da un amico ed è uscito di strada, si è schiantato picchiando violentemente la testa.
Si era fatto prestare la moto da un amico, poi la corsa all'ebbrezza della due ruote. Ad un tratto Daniele, 18 anni, ha perso il controllo ed è finito contro un marciapiede, poi a terra. Una tragedia avvenuta nel pomeriggio in via Galileo Galilei, nella zona industriale di San Fior. Immediatamente gli amici hanno dato l'allarme. Sul posto l'automedica, l'ambulanza e l'elicottero del SUEM 118. Per oltre 20 minuti il ragazzo è stato rianimato sul posto. Hanno tentato l'impossibile i sanitari per strappare Daniele alla morte. Il cuore del ragazzo, prima di arrivare all'ospedale di Conigliano, ha cessato di battere. Sul posto è giunto anche il vice sindaco di San Fior, Luigi Tonetto. È una strada dove spesso si ritrovano i motociclisti, si danno appuntamento tramite social e poi qui vengono a correre. Ci sono delle esibizioni di questi ragazzi, tipo raduno di diverse moto, e fanno queste attività, una via Galilei lì nella zona industriale di Castello Rogranzuolo, e probabilmente questo ragazzo ha perso un po' l'equilibrio, è caduto e ha battuto la testa. Più volte l'amministrazione aveva segnalato questo problema. Noi come amministrazione già da diverso tempo abbiamo fatto la segnalazione alle forze dell'ordine, dove ci hanno dato massima collaborazione, però è fatica a individuare il giorno che loro si trovano e quindi si fa un po' fatica a dire interveniamo. La dinamica del grave sinistro è al vaglio della Polizia Stradale di Vittorio Veneto. Gravissimi fatti a Vicenza, e cioè quelli dell'aggressione di tifosi ultra della squadra del Vicenza ai danni dei tifosi del Padova, questo dopo il derby di domenica scorsa. Subito l'intervento della Questura con il questore Paolo Sartori, che ha emesso 7 DASPO e sono in corso le indagini per identificare gli altri tifosi che si sono abbandonati a queste violenze, cioè l'aggressione con lancio di sassi contro gli autobus navetta su cui si trovavano i tifosi del Padova. Pugno di ferro verso i tifosi che domenica, poco distante dallo Stadio Menti, dopo il derby veneto di Serie C tra LR Vicenza e Padova, hanno lanciato sassi contro un autobus su cui viaggiavano i supporter biancoscudati, ferendone uno. Il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha firmato 7 DASPO per 3 anni. 4 tifosi, destinatari del provvedimento, secondo le indagini della Digos, farebbero parte di un gruppo organizzato di ultras della Reggiana, tifoseria gemellata con quella del Vicenza, e potrebbero essere arrivati appositamente dall'Emilia per tendere l'agguato ai supporter padovani dopo la conclusione della partita. Gli altri 3 tifosi invece sono biancorossi, ma nessuno di loro abita in città. Per questo motivo il questore ha emesso per tutti e 7 anche un foglio di via dal comune di Vicenza per 3 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'aggressione avrebbero preso parte circa 25 personaggi. Una parte di loro potrebbero essere identificati nei prossimi giorni. È stato un incendio in un condominio di Rubano e fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, almeno per le persone, non ci sono feriti. 6 famiglie sono state evacuate da un condominio di Via dei Mille a Rubano dopo un incendio divampato sul tetto dello stabile. Nessuna persona è rimasta ferita né intossicata, ma le abitazioni confinanti con il sottotetto hanno riportato dei danni, rendendo così necessaria l'evacuazione delle famiglie in via precauzionale. L'incendio è divampato nel pomeriggio di ieri. I pompieri sono arrivati da Padova, Abano Terme e Cittadella con i volontari di Borgorico, con 7 automezzi, tra cui l'autoscala, e oltre 20 operatori. Hanno circoscritto le fiamme, evitando così un rogo generalizzato. Il fumo denso e nero ha invaso le abitazioni e gli inquilini sono riusciti ad uscire in tempo dagli alloggi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco. Oggi in regia per Focus TG Renato Capoia ed Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca. Ci sono stati controlli nella serata di Halloween a Vicenza che hanno portato all'arresto di un uomo, un ladro recidivo che è stato bloccato da un passante. Vediamo. Arrestato un 34enne cittadino italiano pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Gli agenti delle volanti sono intervenuti nella giornata di controlli in occasione della festa di Halloween in via Sella, dove una persona aveva inseguito e bloccato l'autore di un furto di portafogli avvenuto poco prima ai danni di una donna.
L'uomo, con le stesse modalità con le quali aveva rubato un portafoglio il giorno prima, era arrivato alle spalle della vittima, che aveva riposto il suo borsello nel cestino della bicicletta e con una mossa fulminea era riuscito ad impossessarsene, dandosi poi alla fuga. Un cittadino nigeriano che in quel momento passava di lì, allarmato dalle grida della donna, si è messo ad inseguire il malfattore ed è riuscito a bloccarlo in via Mercato Nuovo, dove è arrivata una pattuglia delle volanti. L'uomo è stato tratto in arresto. E ancora furti di cellulari, succede spesso, anche rapine come in questo caso, è successo in via Vigo Novese a Padova, è stato arrestato un 24enne nigeriano, mentre in centro un anziano è stato derubato dell'orologio. Aggredito in via Vigonovese per sottrargli il telefono. È successo ieri a Padova, dove un 24enne nigeriano, residente a Vigonovo e già noto alle forze dell'ordine, ha sottratto il telefono cellulare ad un uomo per poi darsi alla fuga. L'aggredito, chiedendo aiuto a un passante, ha contattato i carabinieri che, giunti sul posto e grazie alla descrizione fornita, sono riusciti a rintracciare il giovane africano in fuga. Il telefono è stato ritrovato e il 24enne è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. Il cellulare è stato restituito al proprietario. Scipio di orologio in centro a Padova, invece, in via Vescovado, un ottantenne è stato avvicinato da una giovane che, con fare esuberante, chiedeva indicazioni per il comune. Mentre l'anziano spiegava come raggiungere Palazzo Moroni, la ragazza con scaltrezza gli ha sfilato dal polso un prestigioso orologio. L'uomo si è accorto di essere stato derubato solo dopo essere ritornato a casa. Sul fatto indagano le forze dell'ordine che stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona. E probabilmente con la tecnica dell'abbraccio, no? Tanti anziani che vengono abbracciati da questi signori, caro, carissimo, come stai? Rimangono stupefatti e poi alla fine si ritrovano senza l'orologio o il portafogli. Era il servizio di Francesco Rattè. Adesso andiamo di nuovo a seguire il maltempo, l'allerta rossa con Luisa Bertini a Vicenza e ovviamente c'è molta, viene monitorato il Bacchiglione. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il Bacchiglione è il sorvegliato speciale di questi giorni. Già lunedì c'era stata una piena che l'aveva portato a 4,40 metri. Oggi è attesa un'altra ondata di piena. A minuti si riunisce nuovamente il COC che appunto è rimasto aperto. Sono ore di apprensione. Sì, noi abbiamo tenuto aperto il COC già dall'emergenza dei giorni scorsi. In realtà adesso già abbiamo voluto comunque allargare già la riunione a altri servizi del nostro comune e a altre istituzioni, enti come il Genio Civile e Viacqua, non solo, anche tramite MCPS. Sorvegliato speciale nel senso che abbiamo visto come in questo momento la quota del Bacchiglione non è preoccupante perché è intorno agli 83 centimetri, però anche l'altro notte era a quelle altezze e abbiamo visto come in poche ore siamo arrivati ai 4,41 metri, quindi stiamo monitorando costantemente la situazione ovviamente e in attesa anche dei bollettini regionali che dovrebbero susseguire in queste ore. Ecco, già avete predisposto comunque sacchi di sabbia? Sì, ci siamo già attrezzati tramite il gruppo dei volontari della Protezione Civile Comunale, i sacchi sono in buona parte già pronti, sono depositati presso la nostra sede della Protezione Civile e presso la MCPS e ovviamente a disposizione nel momento in cui dovesse per caso essercene bisogno. Io ringrazio l'assessore alla Protezione Civile Matteo Tosetto e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie molte Luisa Bertini. Vi daremo tutti i particolari questa sera poi nel corso dei nostri telegiornali, il Bacchiglione, andremo poi anche da Valentina Visentini in diretta per vedere il Basso Brenta, quali sono i rischi, c'è il rischio esondazione, c'è il rischio di dissesti idrogeologici, soprattutto nella pedemontana perché pioverà molto tra stasera e domani mattina e quindi bisogna stare attenti e seguire l'allarme del Presidente Zaia che dice se non avete bisogno di mettervi al volante lasciate l'auto a casa e non vi muovete. Adesso andiamo ancora con altri furti. C'è a Camalò di Povegliano il furto che hanno tentato i ladri
che sono hanno tentato di entrare in una abitazione che era stata razziata esattamente un anno fa, sempre nella notte di Halloween, e che per questo il proprietario di questa casa aveva installato delle telecamere di videosorveglianza. I ladri, raccontano i residenti che hanno cercato di fermarli, avevano tra l'altro in mano un macete. Abbiamo prima inseguiti un po' e per un pezzo li abbiamo proprio corso dietro, però dopo sono scappati. Sì. Avevano un'arma? Avevano un macete e un coltello grande così in mano. Ci hanno provato a prenderli i ladri che ieri sera alle 20 si sono introdotti in questa abitazione in via Marmolada a Camalò di Povegliano. Erano in 3, racconta chi è intervenuto incappucciati. Il primo si è dileguato subito, gli altri 2 rincorsi sono spariti tra i campi. Sono passati da qui, dal retro delle bifamiliari, entrando nel giardino di una casa ora disabitata per puntare poi all'obiettivo, l'abitazione al centro, razziata esattamente un anno fa, proprio nella notte di Halloween. La famiglia residente qui ieri sera era dai parenti di fronte per festeggiare il compleanno della nipote più piccola. Chi ha visto per primo i ladri arrivare è stato un residente al primo piano della palazzina di fronte. Con una torcia ha cercato di spaventarli. Una manciata di secondi, racconta, e i ladri erano dentro casa. È gente che che conosce anche la casa, siccome non è la prima volta che passano da loro, è quella casa là in mezzo. Allora adesso loro vivono con la paura, ma tutti adesso viviamo con paura, anche perché hanno detto che avevano un macete così in mano, quindi ci sono i video, hanno fatto vedere il video i vicini là. Il macete ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate proprio dopo l'ultimo furto di un anno fa. Telecamere che i ladri hanno poco dopo oscurato. La zona è presidiata dal controllo di vicinato che ieri sera con il tam tam tra le famiglie ha funzionato. Sul tentato furto ora indagano i carabinieri. Restano però i danni ai serramenti e la paura che c'è tra i residenti. Brutto, perché io sono abituata ad andare via lasciando anche aperto. Io non chiudo, se vado via mezz'ora non sto a chiudere. Lascio tutto aperto, adesso mi dispiace perché questa cosa qua mi fa mettere un po' di più ansia. La situazione qua è un po' delicata, diciamo. Non dormi più la sera perché ti c'ha paura e qualsiasi rumore dopo ti svegli, anche un tombino della strada ti svegli. E anche a Conegliano ci sono stati dei furti, vediamo le immagini della tribuna di Treviso, c'è il giardino di questa abitazione, sono immagini riprese dalle telecamere e ovviamente molti malviventi vengono sorpresi da questi occhi e dalla tecnologia, dagli impianti di sicurezza, ma spesso hanno il volto travisato e non vengono riconosciuti. Vediamo, dovremmo vedere adesso, eccoli lì, vedete? Proprio eccoli lì, sono in 3, passano davanti a questo faro che illumina il giardino, incuranti, 3 sono mascherati, il primo invece avete visto era viso scoperto, senza nessun problema entrano e poi ovviamente penetrano nelle abitazioni e portano via tutto quello che trovano. Vediamo un bilancio però del raid di questi furti, appunto da Conegliano a Volpago, da Ponzano a Roncade, da Preganziol a Mogliano. Sono bande di ladri in azione soprattutto nella notte di Halloween e quindi grande lavoro per i carabinieri. Vediamo. Furti in abitazioni, nei ristoranti, nei negozi. Un fenomeno in continua crescita che allarma e preoccupa. Colpi a raffica di bande senza scrupoli. Non importa se i proprietari siano all'interno o meno. I ladri fanno irruzione. Questo periodo poi, che si avvicina sempre più alle festività natalizie, di certo non aiuta. L'attenzione da parte dei carabinieri è massima. H24, le pattuglie dell'Arma girano nel territorio. La notte scorsa è stata difficile sul fronte dei furti. Ci sono stati svariati episodi, però è il periodo che veramente richiede la nostra massima attenzione, perché anche così negli anni scorsi questi periodi appunto che sono immediatamente successivi al cambio dell'ora e quindi a un accorciamento delle giornate, al fatto che per forza di cose insomma i cittadini debbano magari assentarsi da casa anche quando ormai è buio e quindi l'oscurità, e quindi diciamo così che sicuramente facilita
facilita le azioni di questi malviventi. Ripeto, l'impegno dell'Arma e delle altre forze dell'ordine è sicuramente massimo. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, la collaborazione dei cittadini. Ciò che mi sento di dire oggi è veramente quello di fare un appello a tutti i nostri trevigiani, a tutti i residenti nella provincia, per segnalare veramente ogni dato, ogni informazione di cui appunto vengano in possesso. L'autovettura sospetta, l'aggirarsi di soggetti che usualmente non si vedono nel nostro quartiere, un numero di targa, sono informazioni utilissime e ogni informazione viene analizzata, poi sta a noi appunto verificarla, però ecco, di farlo senza timore. Una segnalazione fatta in maniera tempestiva potrebbe permettere di bloccare un furto in abitazione o in un locale. Intanto nelle ultime ore molte segnalazioni di irruzioni un po' ovunque nella Marca. Conegliano, Volpago, Roncade, Preganziol, Mogliano. I comuni hanno potenziato i sistemi di videosorveglianza, ma questo non sempre sembra scoraggiare i malviventi. E ancora sulla notte di Halloween sono state numerose le chiamate al 118, ragazzini finiti in ospedale per abuso di alcol, la fanno legare a volte con gli sciottini e finiscono in coma etilico. Vediamo il servizio di Daniela Sizia. Ben 15 ragazzini sono finiti in ospedale nella notte di Halloween. Molti di loro sono minorenni. 2 giovani sono arrivati in pronto soccorso in condizioni gravi, in coma etilico. Insomma, non più feste dove ballare e divertirsi, ma ritrovi dove bere tanto da rischiare anche la vita. Dopo la mezzanotte, centralino rosso al SUEM 118 con ambulanze che hanno corso per soccorrere i ragazzi da una parte all'altra della città. Una decina sono stati portati al Cafoncello, altri 3 ragazzi sono stati soccorsi negli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna, 2 al pronto soccorso di Conegliano. Un vero e proprio bollettino di guerra, ha commentato Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulse 2. Ai giovani bisogna far capire che ci si può divertire anche senza sballarsi. Per prima cosa voglio ringraziare tutti gli operatori del SUEM 118 che sono stati impegnati tutta la notte per prestare soccorso a chi ne aveva bisogno. Divertirsi così, termina, non ha alcun senso. Andiamo subito a Padova perché c'è l'allerta rossa e sotto sorveglianza il basso Brenta, Bacchiglione anche a Padova. Sentiamo subito in diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, siamo del punto in cui il fiume Bacchiglione è alle porte di Padova e scarica appunto su quello che ha chiamato il canale scaricatore, un'opera fondamentale per la salvaguardia della città. L'allerta è arancione per il basso Brenta Bacchiglione, l'ondata di maltempo che è già arrivata ma dovrebbe essere più acuta a partire dal pomeriggio. Nei giorni scorsi è stato chiuso il ponte dei Cavai che vedete alle mie spalle per evitare che l'acqua arrivasse anche nei canali cittadini. Qui con me c'è Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova, ci spiega un po' com'è la situazione. Sì, stiamo gestendo giornate in cui i quantitativi di acqua ci preoccupano e vanno tenuti sotto controllo. Già nei giorni scorsi abbiamo gestito il passaggio di una piena su Padova che non ha avuto nessun tipo di ripercussioni. Adesso il bollettino della Regione Veneto parla di questa perturbazione che porterà a grossi quantitativi di pioggia sull'arco alpino e padano, quindi questo significa che nelle ore successive a queste forti piogge che arriveranno l'acqua che piove poi scenderà in pianura attraverso il sistema di fiumi e di canali. Quindi per Padova l'osservato speciale è il Bacchiglione, siamo esattamente sulla confluenza tra il tronco maestro e il canale scaricatore. Tra le altre cose lo ricordiamo, più o meno 13 anni fa, proprio in questi giorni, eravamo qui in questo punto nei giorni della grande alluvione che ha coinvolto anche Padova, perché proprio da questo punto si capisce un po' l'andamento del fiume. 2 novembre 2010, quindi siamo proprio all'anniversario e insomma sarà un anniversario, come tutti ci auguriamo, invece ben augurante. Da allora non abbiamo più avuto situazioni così diciamo
troviamo complicate. Comunque il canale scaricatore, che noi oggi lo osserviamo come se fosse un fiume, in realtà è un canale artificiale, è il nostro principale strumento di difesa dalle piene del Bacchiglione, quindi la chiusura di quella porta devia il percorso fuori dalla città. Infatti Padova è una città che possiamo dire che è ben difesa, quindi noi adesso ogni ora ci sentiamo col genio civile, valuteremo i quantitativi che pioveranno e come scenderanno. Se interesseranno il Bacchiglione adotteremo i sistemi di difesa, insomma, del caso. Le aree golenali sono quelle più da tenere sott'occhio. Per Padova il punto più vulnerabile è proprio un'area golenale dove per motivi storici c'è un insediamento abitativo, è quello che nel 2010 è andato sotto acqua. Oggi non si potrebbe più costruire in quelle zone, quindi è un insediamento che ci portiamo per ragioni storiche, e anche nel 2010, quando c'è stata un'ondata molto forte, solo quella è stata interessata da Padova, per il resto invece la città è ben riparata, quindi terremo d'occhio i livelli nelle prossime ore e ci teniamo aggiornati col genio civile. L'altra situazione più critica che riguarda il Padovano è ad Anguillara Veneta, dove martedì pomeriggio è stato aperto il COC d'accordo con la provincia e la regione. C'è il monitoraggio costante del fiume Adige. Nel territorio di Anguillara c'è il fenomeno dei fontanazzi, uno importante si è aperto nella tarda serata di ieri, un altro questa mattina. Si tratta di fontanazzi al limite proprio del territorio arginale dell'Adige, che interessano le campagne, e al momento non ci sono problemi. Sono fontanazzi già monitorati e mappati dal comune e dal genio civile, che è in costante collegamento anche con il sindaco di Anguillara Veneta, che proprio pochi minuti fa appunto ci ha aggiornato su questa situazione. La piena per l'Adige, ci ha detto il sindaco, è passata nella tarda serata di ieri, arrivava da Verona, ma preoccupa ovviamente la situazione del maltempo con le forti piogge previste dal pomeriggio. Intanto da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Valentina, se dovessi aver bisogno di aggiornarci richiedici la linea. Grazie anche al vice sindaco Andrea Michalizzi. È un grave lutto invece per la comunità trevigiana, è morto, è stato trovato senza vita ieri mattina Don Davide Stevanato, direttore della Caritas di Treviso. È stato fatale un arresto cardiaco. Don Davide aveva solo 54 anni, era molto amato, molto apprezzato per il grande impegno per i più deboli. Davide era un uomo buono, intelligente, capace, un buon prete, era il direttore della Caritas di Treviso ed era anima e corpo in questa sua missione, sempre svolto con questa compresenza di bontà, fermezza, intelligenza, e penso anche per il poco tempo che sono qui posso davvero dire un amico. Una notizia che lascia sgomenti, di quelle cui risulta difficile credere, che ha gettato nella disperazione l'intera comunità ecclesiale. Questa mattina Don Davide Schiavon, per anni anima e direttore della Caritas trevigiana, si è spento nel letto della casa di Via Venier, quel luogo di ascolto e carità che con forza e dedizione ha contribuito ad erigere per la città. Lo aspettavano per celebrare messa a San Pio X, ma in chiesa non è mai arrivato, e così Don Adelino è venuto qui a cercarlo. Sono venuto a cercarlo alla Caritas e dopo aver fatto una serie di peripezie sono entrato e l'ho trovato così. Per me era già morto, poi ho chiamato i medici e mi hanno confermato. Ieri avevamo pranzato assieme ed era serenissimo. E sono questi i numeri a celebrare Don Davide, l'accoglienza ai bisognosi, per i quali c'era sempre in Caritas una doccia calda e un pasto, un letto all'occorrenza, le lacrime e gli abbracci dei suoi fedelissimi, operatori e ragazzi che in Caritas a fianco di Don Davide realizzavano la missione di essere ambasciatori dell'amore di Dio. Salito al cielo nel giorno dei santi, si sente dire tra il via vai di persone, sì, perché lui era un santo. Nominato Trevigiano dell'anno, Don Davide era originario della parrocchia del Duomo di San Donà. Con il progetto Penelope aveva dato sostegno agli imprenditori in difficoltà per cercare con loro delle soluzioni e dare loro nuove prospettive di vita, vicino agli immigrati, ai senza tetto, a tutti, impegnato contro l'emergenza sfratti, preoccupato per le nuove fragilità della società contemporanea,
Così parlava dei poveri. Non solo per condividere il cibo, ma anche con il condividere il desiderio che da queste maglie della povertà, ecco, insieme si esce, insieme si cammina e insieme soprattutto, ecco, dalle persone che sono in difficoltà, che sono povere, si può imparare molto. Il 26 marzo di quest'anno con i suoi ragazzi aveva inaugurato Casa Giauo, uno spazio in cui poter stare, sostare, indagare desideri e bisogni dei giovani, un progetto che ora toccherà ai suoi portare avanti. La fede per chi ce l'ha non dà i superpoteri e non toglie il dolore, dà però una prospettiva diversa, ma quella ci sostiene anche adesso e quella ci dice di starci accanto e di volerci bene. Davvero una grave perdita per tutta la comunità trevigiana. Vediamo adesso ancora la cronaca. Appena i genitori presenteranno la querela, scatteranno le indagini per il dodicenne che è stato accerchiato e picchiato da alcuni coetanei a Treviso. Tutto è avvenuto durante la ricreazione in una scuola media di Treviso. La vittima, un ragazzino di soli 12 anni che è stato portato in ospedale per essere medicato. A soccorrerlo alcuni insegnanti che hanno chiamato l'ambulanza del 118. Una vicenda che dovrà essere chiarita. Sono stati poi i genitori ad allertare la centrale operativa della Polizia Locale di Treviso. E ieri in tarda mattinata i genitori di questo ragazzino hanno chiamato il comando e più precisamente la centrale operativa, denunciando questo fatto, questa sorta di aggressione e chiedendo cosa fare. Naturalmente la centrale operativa ha spiegato che senza la presentazione di una querela presso un organo di polizia giudiziaria, quindi può essere la polizia locale come carabinieri, polizia di Stato, non si possono avviare le indagini. Spetterà alla famiglia del dodicenne valutare se presentare la querela in modo da permettere le indagini e chiarire una vicenda che ha lasciato sotto shock insegnanti e ragazzi. Piccola la vittima, della stessa età gli aggressori. Secondo la versione dei genitori, il ragazzino sarebbe stato accerchiato e picchiato. I motivi sono tutti da accertare, da chiarire anche se tra vittima ed aggressori ci siano stati in passato altri episodi violenti. Qualora la querela venisse sporta in comando a Treviso, saranno sicuramente i primi ad essere sentiti, la preside, la dirigente e naturalmente gli insegnanti se hanno assistito a questo fatto sicuramente di una certa gravità. Verranno anche ascoltati i ragazzini, ovviamente, spiega il comandante, vista l'età giovanissima in un ambiente protetto. È un fatto che sicuramente preoccupa perché già preoccupano le risse quando avvengono in area pubblica, in strada, figuriamoci quando le risse iniziano, adesso vedremo se è effettivamente una rissa o una semplice colluttazione tra due ragazzi, quando avviene in un ambiente vigilato come la scuola, dove è naturalmente una palestra di vita, una palestra di educazione. Servizio Daniela Sizia, vediamo cosa sta accadendo nel mondo, in particolare nella striscia di Gaza. Il presidente americano Biden avverte, serve una pausa a far uscire i prigionieri. L'UNICEF sul campo profughi di Jabalia, scene di carneficina spaventose. Funzionario ONU, i bambini chiedono acqua e pane. E poi la manovra, cosa c'è per la sanità? Sempre più soldi a privati e grandi case farmaceutiche, medici verso la fuga dal Servizio Sanitario Nazionale prima della scure e uno scherzo telefonico di cui è stata vittima Giorgia Meloni, lo scherzo telefonico dei comici russi quando la Premier puntava sulla pace con Kiev vittoriosa. Due comici russi sono spacciati per dei politici africani che hanno chiesto appunto che hanno chiesto a Giorgia Meloni di trovare una via d'uscita per la crisi in Ucraina e Giorgia Meloni ha fatto dichiarazioni che adesso hanno sollevato delle polemiche. Torniamo alla politica invece del Veneto e in particolare a quella bassanese. Stasera in Consiglio Comunale si preannuncia un Consiglio Comunale infuocato perché il leader dell'opposizione Poletto chiede le dimissioni della sindaca Pavan. Questa sera il caso Isaac torna in Consiglio Comunale e le minoranze hanno già fatto sapere di voler chiedere le dimissioni della sindaca Elena Pavan. A febbraio si chiedevano con una larga maggioranza quelle del Consiglio di amministrazione delle case di riposo. Sono passati 8 mesi
e non è cambiato niente, ma le indagini della Guardia di Finanza partite qualche giorno fa per una presunta turbativa negli appalti dell'istituto con 8 indagati e una situazione in divenire hanno reso urgente la discussione della questione proprio in Consiglio Comunale, grazie a un provvedimento delle minoranze. Io credo che questa amministrazione farebbe bene a chiudere anticipatamente per molte ragioni. Una sicuramente anche la non capacità che c'è stata di gestire tutta la faccenda Isaac, ma l'altra è quell'interminabile perdita di pezzi, nel senso di figure di spicco di primo piano che fin dall'inizio questa amministrazione ha inanellato. Le ultime dimissioni importanti di Stefano Facchin, che era Presidente del Consiglio e membro del gruppo Lega, si è dimesso da entrambe le cose, non più Presidente e non più membro del gruppo Lega, sono molto significative, e l'incapacità di gestire con un minimo di condivisione la vicenda delle ipotesi di edificazione a San Lazzaro hanno generato queste dimissioni e hanno portato a quel voto che per fortuna ha bloccato una lottizzazione pesantissima. Insomma, si preannuncia un Consiglio Comunale bollente perché le intenzioni dell'opposizione, come detto, sono chiare: chiedere alla sindaca Elena Pavan di fare un passo indietro. Effettivamente sarebbe meglio per tutti azzerare completamente i vertici dell'amministrazione comunale. Non so se questo ci metterà in grado di andare a elezioni anticipate, ma quantomeno dal mio punto di vista ci metteremo a riparo da altri due rischi: una gestione forsennata del piano ex Mar, ora PP4 Parolini, proprio con l'intenzione di aprire a case di riposo totalmente private, profit, senza prima rendere solida l'ISAC. E la seconda cosa che riusciremo a bloccare è quella follia di debito di 25 milioni che intendono fare per il Genius Center. Ecco, vediamo se i colleghi di Bassano ci aggiorneranno, perché il Consiglio Comunale si è svolto ieri sera, quindi non sappiamo che cosa sia accaduto. Aspettiamo una telefonica da Ferdinando Garavello, da Alex Giuliano, che ci devono dire che cosa è successo. Oltretutto c'era in discussione, tra i tanti temi cittadini, anche la questione del Teatro Astra e del Genius Center. Ieri avevamo sentito il parere dell'ex vice sindaco Roberto Marin. È un problema che non arriva oggi, è un problema lontano che va risolto facendo due valutazioni di principio: la valutazione economico-finanziaria, l'impatto economico-finanziario e quindi la sostenibilità del progetto, e dall'altra la vera esigenza della città rispetto al Teatro Astra, quindi una valutazione complessiva fatta dell'aspetto sia economico-finanziario, guardando anche al futuro della nostra città, e la progettualità rispetto al Teatro Astra, e che sia effettivamente una che porti naturalmente beneficio alla città nel futuro. Per quello che riguarda invece il Genius Center, anche qui è una grande opera, possiamo definirla incompiuta, irrealizzabile, come? Qui c'è un percorso, anche qui è un problema che non riguarda solo questa amministrazione, ma è passato per molte amministrazioni. Forse vale la pena di fermarsi, fare un ragionamento di riproposizione di una progettualità, questa volta una progettualità senza spendere soldi, ma anziché spendere del tempo con la città, e rifare un percorso di avvicinamento, informazione e di condivisione di quale potrebbe essere il progetto più opportuno per la città. Qui c'è una questione anche naturalmente di sostenibilità economica. Siamo partiti da un progetto annunciato da 8 milioni e ne costa ben più di 24, quindi forse bisogna ritornare indietro e fare una valutazione, come ripeto, una valutazione dell'esigenza della città guardando alle strategie future. E tra poco avremo in diretta telefonica Alex Giuliano, che ci darà un aggiornamento su quanto è accaduto in Consiglio Comunale. Intanto andiamo ad Arzignano, nuove telecamere nel parcheggio e servizio di sorveglianza privata dal 31 ottobre al 2 novembre per il Ponte di Ognissanti, all'insegna della sicurezza. E qui queste videocamere sono state collocate nel cimitero, saranno collocate nel cimitero, vediamo. Controllo e sicurezza. Attenzione rivolta soprattutto a tutela degli anziani in un'area, quella del cimitero, frequentata, specie in questi giorni di festività, da chi va a rendere omaggio ai propri cari.
Da qualche giorno sono state installate al parcheggio del cimitero di Arzignano 3 nuove telecamere di ultima generazione in collegamento con la centrale operativa della polizia locale, che consentono di monitorare e prevenire eventuali atti di vandalismo. Inoltre, per aumentare la sicurezza nei giorni di maggior afflusso, in occasione della Fiera dei Santi è stato predisposto un servizio di security dalle 9 alle 18 fino a giovedì 2 novembre. Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini e abbiamo installato 3 telecamere in questo parcheggio antistante il cimitero comunale. Questo per vigilare e rendere più sicuro il parcheggio. Un altro importante investimento in sorveglianza per la nostra città. Un investimento di oltre 20.000 euro per garantire sicurezza e tranquillità alle persone che giustamente vogliono essere serene quando parcheggiano l'auto nel cimitero. La festività di tutti i santi e dei defunti, l'assessora padovana Francesca Benciolini fa il punto sulle iniziative che sono state previste in questi giorni e sull'andamento demografico in città. Sentiamo Valentina Visentin. In questi giorni c'è una cura ancora maggiore dei nostri cimiteri che sono stati preparati, perché sappiamo che in questi giorni sono tante le persone che arrivano anche da fuori per visitarli, e quindi abbiamo i fiori, abbiamo la cura di tutto il cimitero, anzi di tutti i 16 cimiteri, ma sappiamo insomma che per noi è importante tutti i giorni dell'anno che ci sia questa cura, e per questo anche durante quest'anno abbiamo fatto e prevediamo comunque opere importanti, proprio perché ci sia una continua attenzione nei confronti di questi luoghi. Viole e crisantemi per decorare i cimiteri padovani, che in questi 2 giorni sono tra i luoghi più visitati in occasione delle festività di ogni santi e dei defunti, ma nei mesi scorsi il comune di Padova ha completato l'opera di sistemazione dei viali del cimitero maggiore. Per queste giornate di massima affluenza sono previsti come sempre servizi straordinari. Tutti i cimiteri sono aperti dalle 8 alle 16:30 e anche potendo rimanere poi fino alle 17, e al cimitero maggiore in particolare non sarà possibile entrare con l'auto privata, ma ci sarà un servizio come sempre offerto dalla Croce Rossa italiana per accompagnare le persone con dei mezzi appunto a disposizione nei luoghi in cui devono arrivare. Sarà anche previsto un servizio di ambulanza nel caso in cui ci fossero dei problemi, e come anche sarà possibile accedere alle parti diciamo più remote e inaccessibili del cimitero tramite un montascale o il cancello posteriore per riuscire ad accedere in modo semplice. Dopo 3 anni di pandemia, quest'anno le morti avvenute a Padova sono in calo e sono ritornate ai livelli del 2019. Cresce invece ogni anno sempre di più la richiesta delle cremazioni, che superano il 70%. Oggi è in aumento sicuramente la richiesta di cremazioni, che supera ormai il 70% per i residenti a Padova, e poi ci sono intorno al 15% la richiesta di essere seppelliti a terra, e il resto circa 13% nei loculi. Questo richiede ovviamente da parte nostra anche un'attenzione maggiore nei confronti dei cimiteri in generale e della disponibilità degli ossari. Per questo c'è un grosso lavoro, sono quasi 700 gli ossari che sono stati approntati o verranno approntati nei prossimi mesi. Vediamo il titolo della Nuova Venezia sul maltempo: allerta in tutto il Veneto orientale, paura per fiumi e mareggiate. Tra oggi 2 novembre e domani sono previsti rovesci e forti venti, protezione civile in preallarme fino alla mezzanotte del 3 novembre. Si temono forti mareggiate anche in Friuli Venezia Giulia. L'autunno però ha avuto temperature alte e la Confederazione Italiana Agricoltura, la CIA, si dice preoccupata per ortaggi e frutta di stagione. Sentiamo. Gli effetti dei cambiamenti climatici si vedono in questo periodo. Purtroppo abbiamo avuto aumenti della temperatura anche di 2 gradi superiore rispetto a quella dell'anno scorso, che sta creando delle grosse difficoltà per quanto riguarda i prodotti autunno-vernini e soprattutto per quanto riguarda i prodotti orticoli. Abbiamo avuto riduzioni per quanto riguarda il radicchio, riduzioni per quanto riguarda altri prodotti orticoli. Questo è il grido d'allarme degli agricoltori padovani. Le temperature record che si sono registrate nel mese di ottobre stanno colpendo la resa dei prodotti autunnali.
broccoli e zucche sono scese del 20% rispetto al 2022. Le coste stanno subendo incursioni di lumache ed insetti che solitamente in questo periodo non ci sono più. Chiediamo con molta determinazione al governo interventi urgenti per una riorganizzazione, ma soprattutto anche per dare la possibilità alle aziende di un'assicurazione per la garanzia dei propri prodotti. I frutti maturano troppo in fretta, dicono dalla CIA. In molti hanno cambiato la loro programmazione, impoverendo la varietà disponibile per i consumatori. Molti agricoltori nel Padovano hanno scelto di non piantare la varietà precoce di radicchio. Si sta verificando invece dall'altra parte grosse difficoltà delle aziende agricole nella programmazione degli interventi, nella programmazione culturale. C'è sempre grande difficoltà del settore agricolo, soprattutto in questo periodo, e quindi si deve intervenire in maniera chiara, in maniera decisa, anche per quanto riguarda la possibilità delle nostre aziende di una garanzia del proprio reddito. Per questo vi è necessità di fare le assicurazioni agricole che diano la possibilità di una redditività alle nostre aziende. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con Focus TG a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, una proposta di legge del deputato della Lega Alberto Stefani, segretario regionale del Carroccio, per sostenere gli studenti caregiver, per consentire loro di aiutare un familiare, qualcuno che ha bisogno di aiuto e nel frattempo conseguire una laurea. Sentiamo da Padova. Studiare e occuparsi di un familiare malato o in condizioni di disabilità può rendere il percorso universitario molto faticoso. Lo sa bene Erika Borellini, studentessa lombarda che si è da poco laureata in ingegneria elettronica, accudendo la madre malata per anni. In Italia, secondo i dati Istat, gli studenti come Erika, che fra i 15 e i 24 anni si occupano di un familiare fragile, sono 170.000, il 2,8% della popolazione in questa fascia d'età. Da qui la proposta di legge presentata da Alberto Stefani, deputato della Lega e sindaco di Borgorico. È una legge che vuole riconoscere la figura dello studente caregiver, cioè lo studente che si occupa, che cura un familiare, e quindi vuole creare un percorso agevolato di studi per chi ha questa situazione e vuole garantire a questi ragazzi la possibilità sì di portare avanti un percorso di studi, ma anche di prestare le proprie cure al proprio familiare. In che cosa agevolerà lo studente? Quali sono i punti di forza di questa nuova legge? Beh, innanzitutto il percorso di frequenza, quindi non ci sarà l'obbligo di frequenza per tutte le lezioni, ci sarà la possibilità di assistere magari anche da casa a moltissime lezioni, degli incentivi economici per questi ragazzi, soprattutto per quanto riguarda anche la fase dei trasporti pubblici verso l'università e proprio perché devono stare a casa con il proprio familiare, ma soprattutto anche degli interventi di sensibilizzazione che vadano anche a riconoscere la qualità umana di un percorso dello studente caregiver, che davvero è un segnale molto bello per tanti giovani e soprattutto per tanti studenti. Quali saranno le prossime tappe della legge? La legge adesso è stata depositata, io ne ho parlato anche con il Ministro della Disabilità e si è resa assolutamente disponibile per portare avanti questo percorso nel nuovo progetto diciamo normativo sulla materia del caregiver e vorrei anche dire che nel corso del tempo questa situazione si verificherà sempre con maggiore frequenza, perché insomma i dati sociologici ci indicano questo e è importante farci trovare pronti, perché la cura e l'assistenza di un familiare deve essere una qualità che anche a livello studentesco e anche a livello universitario debba permettere a questi ragazzi di avere un incentivo in più e soprattutto debba essere riconosciuta. Intervista di Chiara Gaiani, adesso andiamo a Padova perché ci sono ancora state delle truffe ai danni di utenti ETRA a Saunara nel Padovano e a San Zeno di Cassola nel Vicentino. Sono state raggirate 2 anziane. L'avvertimento di ETRA ancora una volta è che bisogna fare attenzione perché gli addetti di ETRA non chiedono mai di entrare in casa.
Nuovi casi di truffa ai danni di utenti Etra si sono verificati nei giorni scorsi a Cassola nella frazione di San Zeno e a Saonara nella frazione di Villa Tora, comuni che appartengono al bacino di competenza della Multiutility. A San Zeno di Cassola un uomo ha suonato al campanello di un'abitazione fingendo di dover consegnare un documento di Etra e quando la padrona di casa, una donna di 78 anni, gli ha aperto, le si è avventato contro strappandole la collana che portava al collo per poi fuggire. A Villa Tora di Saonara 2 uomini qualificatisi come tecnici dell'acquedotto sono entrati nell'abitazione di un'altra anziana signora con la scusa di una perdita nella condotta dell'acqua con possibile fuga di gas. Le hanno fatto inserire i gioielli e i contanti nel freezer dicendo che questo li avrebbe messi al riparo da danni dovuti al gas e quindi mentre le facevano firmare dei moduli falsi le hanno portato via tutto. Etra avvisa gli utenti che i propri operatori sono sempre dotati di tesserino di riconoscimento e non sono mai autorizzati a vedere le bollette o a chiedere denaro, né tantomeno di entrare in casa per far firmare moduli. In caso di dubbi, contattare sempre i numeri verdi di Etra o allertare subito le forze dell'ordine. Servizio Valentina Visentina, adesso abbiamo in diretta telefonica Alex Giuliano perché diamo un aggiornamento sul Consiglio Comunale infuocato l'altra sera con l'opposizione che ha chiesto le dimissioni del sindaco. Com'è andata, Alex? Buongiorno direttore, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Possiamo dire che quello di martedì sera è stato un consiglio comunale in perfetto tema Halloween, cioè un consiglio comunale che insomma ha riservato più che un dolcetto uno scherzetto poco gradito all'amministrazione comunale, alla maggioranza comunale di Bassano, perché venendo al sodo che cosa è successo? A un certo punto la consigliera e capogruppo di Impegno per Bassano, che è all'interno della maggioranza, parliamo di Marina Bizzotto, si è alzata ed è uscita dall'aula consiliare. Il consiglio era già cominciato da quasi un'ora, si erano trattati temi diciamo non caldissimi perché gli argomenti più importanti erano stati riservati per la parte finale del consiglio comunale, ma come dicevamo, la consigliera e capogruppo Marina Bizzotto è uscita dall'aula facendo mancare in questo modo il numero legale alla maggioranza. La maggioranza, lo ricordiamo, per avere il numero legale, quindi avere una seduta valida del Consiglio Comunale, deve avere 12 consiglieri sui 24 totali, sindaco escluso. Marina Bizzotto è uscita, la minoranza si è accorta del fatto che appunto non sussisteva più il numero legale e, come si dice insomma in termini tecnici, si è scollegata, in pratica è uscita anche la minoranza dall'aula consiliare. Questo è un fatto clamoroso perché insomma sono venuti in pratica a mancare i numeri alla maggioranza di Elena Pavan, consiglio comunale che è stato interrotto e convocato in seconda seduta per questa sera. Ora chiaramente l'attenzione di tutti è proprio rivolta. Cosa prevedi, anche se non hai la sfera di cristallo, cosa succederà stasera allora? Ma direttore, in seconda convocazione il numero minimo legale scende a 8 consiglieri e non più 12, quindi diciamo che teoricamente questa sera la maggioranza dovrebbe tener botta, come si suol dire, però non si escludono colpi di scena perché, lo ricordiamo, Impegno per Bassano fa parte della maggioranza ma ha deciso di, tra virgolette, sabotare il Consiglio Comunale di martedì. Dunque tutti gli scenari sono ancora possibili. È verosimile però che questa sera tutto fili liscio, anche se non si riuscirà sicuramente a eleggere il nuovo presidente del Consiglio Comunale, perché lì i numeri non giocano a favore della maggioranza di Elena Pavan. Ricordiamo che insomma bisogna avere almeno il 2/3 dei voti di preferenza, ma sul candidato, sul nome del prossimo presidente del Consiglio Comunale di Bassano, maggioranza e minoranza sono profondamente spaccati e divisi. Bene Alex, allora poi avremo diciamo le due campane, no? Maggioranza e opposizione dopo il Consiglio Comunale di questa sera. Grazie ad Alex Giuliano della nostra redazione bassanese. Buon lavoro, andiamo avanti con la possibilità di prenotare anche in azienda ospedaliera la propria vaccinazione contro il Covid
e l'influenza stagionale. Questo è l'appello del direttore generale dell'USL Padovana a non sottovalutare i virus che stanno circolando. Siamo anche a disposizione della città e come centro vaccinale e ci siamo sia per quanto riguarda l'anziano, sia per quanto riguarda il fragile, sia per quanto riguarda l'anti-influenzale che per quanto riguarda l'anti-Covid. E a proposito del coronavirus, sapete che il virus circola, c'è, è presente, quindi veramente l'invito alla vaccinazione diventa importante, perché come vi ricordo sempre, quando si prende il Covid possiamo dire che è andata bene solo alla fine. Questo è l'appello che fa il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Anche il nosocomio padovano è pronto ad accogliere chi volesse vaccinarsi contro l'influenza stagionale e contro il Covid. Per accedere al servizio basta consultare la pagina web dell'azienda ospedaliera e prenotare la propria vaccinazione. C'è già tutto, si può fare contemporaneamente, una su un braccio e l'altra sull'altro braccio, oppure ci deve essere appunto quel mese di distanza se uno vuole aspettare di differire un po' i tempi. Però ecco, non sottovalutiamo la presenza appunto del virus, che poi nella maggior parte dei casi, come stiamo vedendo, si sviluppa banalmente con un raffreddore, con una cefalea, con un po' di tosse, un po' di febbre, però vi ripeto, con il Covid non si scherza. Con il Covid non si scherza, ne parliamo spesso anche a Focus la sera, vi aspettiamo stasera alle 21:15. Intanto il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, torna a parlare del progetto della nuova piazza in centro del paese, al posto di quello che per più di 20 anni è stato definito un ecomostro. A breve arriveranno negozi, appartamenti, uffici e servizi per tutta la comunità. Ci aggiorna Sharon Di Carlo. È stato presentato questo progetto di accordo pubblico-privato che prevede un iter burocratico e amministrativo ma abbastanza lungo, ma che non ha scoraggiato gli abitanti, i commercianti, i residenti e tutta la comunità nel suo complesso. Su questa base ci saranno da adesso in avanti tutti i passaggi formali, quindi la presentazione da parte del privato dell'ipotesi di accordo, dopodiché ci sarà quella che è l'accettazione da parte della giunta sulla base di una istruttoria, ma soprattutto poi ci saranno anche i passaggi formali, commissioni, consiglio comunale, eccetera. Si arriva ad avere un privato proprietario, un'amministrazione che porta avanti un'ipotesi di accordo pubblico-privato e un impegno che renderà entrambe le parti soddisfatte, ma soprattutto una comunità che vedrà finalmente un centro del paese riprendere vita. Allora, Sala Mungitura e Benessere Animale all'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi. Nei giorni scorsi si è svolta una lezione di veterinaria per parlare ai giovani che porteranno avanti il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento. Vediamo. A 2 mesi dall'entrata in funzione della nuova sala di mungitura robotizzata, i ragazzi dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi hanno sperimentato con lezioni pratiche in queste settimane cosa significa portare avanti l'azienda agricola interna alla scuola utilizzando le nuove tecnologie. Il macchinario installato a settembre grazie ad un contributo della provincia non è soltanto uno strumento didattico e produttivo importante, unico in tutta la regione in una scuola superiore, ma è anche strettamente legato al tema del benessere animale. La mucca impara ad entrare nella sala da sola. Il sistema automatico prepara la mungitura con un livello di igiene, efficienza e benessere per l'animale che risulta molto meno stressato fisicamente e mentalmente. Il benessere animale è un qualcosa che a lungo termine, se si ha un occhio lungo, va a ripagare. Insieme al dirigente del servizio veterinario dell'USL 6 Euganea, gli studenti di quarta e di 3/5 della scuola, che il prossimo anno festeggia il 150° anniversario della fondazione, hanno svolto una lezione specifica sul benessere degli animali per imparare così nuovi metodi per la gestione dell'allevamento. Gli investimenti importanti è bene farli nelle nuove generazioni con una formazione sempre più accurata e sempre più attenta per formare cittadini consapevoli nei consumi ma anche negli utilizzi di animali e di piante. Un mese di iniziative che spaziano dagli eventi culturali a quelli enogastronomici torna con la 10ª edizione, il Novembre Patavino. Sentiamo Francesco Ratai.
Padova è una città dove non ci si annoia, veramente ogni sera, ogni tardo pomeriggio c'è un evento, qualcosa da fare. Nel mese di novembre c'è questa grande kermesse, Novembre Patavino, che ormai è un qualcosa di consolidato nella programmazione annuale degli eventi a Padova, che mette insieme la cultura, il commercio con le botteghe storiche, i vini dei Colleugani, le eccellenze enogastronomiche, la musica, veramente un palinsesto molto ampio che ci permette di vivacizzare la città in questo momento dell'anno. Torna il Novembre Patavino, un mese di appuntamenti dal 4 novembre al 6 dicembre per tutti i gusti, incontri musicali, mostre, ma anche approfondimenti enogastronomici, un calendario che offre ai padovani e ai turisti molte opportunità di approfondimento e di intrattenimento. Padova torna a essere attrattiva per i turisti, quindi dopo gli anni delle restrizioni legate al Covid, i numeri dei visitatori segnano un record. Nel 2023 registreremo dei risultati che supereranno il pre-Covid, quindi il record che era del 2019, e questo perché c'è stata anche una campagna di comunicazione importante che ha accompagnato il riconoscimento UNESCO e la promozione di Padova come una città degli affreschi, della cultura, dell'università, della scienza, ma anche una città vitale con tante iniziative, eventi, le piazze vive, un commercio vivo. Altri 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con Focus TG, i registi Renato Cappoia e Italo Morao. A tra poco, grazie. In diretta con Focus TG, il fine vita, il testamento biologico, l'eutanasia sono temi al centro di un grosso dibattito. C'è al varo una legge regionale su cui c'è uno scontro e vediamo cosa hanno detto l'altra sera ad Antenna 3 a Ring gli ospiti di Ferdinando Avarino. Rimango un po' allibita, nel senso che sta storia che apriremo, c'è la possibilità che una regione o l'Italia apra la strada dei suicidi come in Olanda è un'affermazione assolutamente vergognosa. Il dibattito in Consiglio regionale sul fine vita si infiamma anche sul Ring di Ferdinando Avarino. L'alternativa al testo, proposta di legge di iniziativa popolare forte di 9.000 firme raccolte e depositate, che per la prima volta porta una regione italiana ad esaminare un progetto di legge sul suicidio assistito, arriva in Consiglio con un altro testo presentato dal consigliere Valde Gamberi in asse con Finco. Un tema che una sentenza della Corte Costituzionale riporta d'attualità e che di fatto divide la destra del Veneto. Credo che i tempi siano assolutamente maturi per poter affrontare questo tipo di tema, per cui sì, sono d'accordo con Zanoni. Sono per l'accompagnamento della persona alla sua morte naturale e di conseguenza su questo vanno incrementate tutte le cure palliative che sono ancora forse troppo scarse rispetto a quello che necessitano. Noi dobbiamo fare in modo che chi si trova in difficoltà venga sentito, si senta apprezzato per quello che è e abbia il gusto di vivere comunque anche nella malattia, anche nella difficoltà. Questo dobbiamo lavorare, per questa cultura dobbiamo investire nella nostra regione. Cure palliative, assistenza sanitaria, divieto di eutanasia omissiva e commissiva è il progetto di legge in risposta a quello pro eutanasia. Laura Cestari, eletta in lista Lega, crea l'asse con il capogruppo Villanova che per la prima volta parla di diritto di libertà di scelta secondo coscienza. Un dibattito divenuto scontro in Consiglio, acceso ancora prima che il testo sul suicidio medicalmente assistito approdi in Commissione. Servizio Anna De Roberto, tradizionale messa cantata in cattedrale ieri mattina per la celebrazione di Ognissanti. Nell'omelia del Vescovo di Treviso un passaggio sul bisogno di proteggere e preservare la terra in cui abitiamo e anche una riflessione sulla pace. Questo è il messaggio delle Beatitudini. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo parte del creato, siamo persone che hanno una dignità infinita, ma siamo legati a tutto il resto e dobbiamo prendercene cura, anche perché sennò poi è difficile che la natura si prenda cura di noi. E il grido della terra
e il grido dei poveri vanno ascoltati tutti e due. La terra come un dono e non un possesso, la pace come qualcosa che Gesù ha insegnato a conquistare, la fede nella fiducia che Dio ha vinto la morte. Dal pulpito della cattedrale di Treviso il vescovo Monsignor Michele Tommasi abbraccia i fedeli nel giorno di Ogni Santi, invitandoli a salutare i loro cari defunti con la certezza che questi hanno trovato la vera pace in Dio. La prima lettura con il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, San Giovanni che ritorna anche nella seconda lettura, e poi il Vangelo secondo Matteo, il racconto di quando Gesù salì sul monte a predicare. Beati i poveri, disse, perché loro è il regno dei cieli. Abbiamo un anelito nel cuore, un profondo anelito di gioia, di pace e di serenità, ma siamo anche capaci di tanta cattiveria, di una brutalità che sembrava non essere più possibile, ma vediamo che c'è nel cuore degli uomini. Ecco, Gesù ci insegna che per smettere con la violenza dobbiamo iniziare noi e dobbiamo credere che siamo capaci di interrompere le piccole e grandi spirali di violenza nella nostra vita. Domani, giovedì, in cattedrale alle ore 10 il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica in suffragio di tutti i defunti, ricordando in modo particolare i vescovi di Treviso che sono mancati. Signor Michele Tommasi, un vescovo di grande empatia, già molto legato a Treviso ed anche un ottimo chitarrista, lo vediamo in immagine del Corriere del Veneto mentre suona Io Vagabondo, suona e canta Io Vagabondo dei Nomadi. Suo Mi è rimasto Dio, un celebre brano dei Nomadi, bravissimo il vescovo di Treviso, Monsignor Tommasi, Do, Sol, La minore, Fa, Re minore, insomma un musicista di tutto rispetto. Vediamo, siamo verso la chiusura di questa edizione di Focus TG, al via da sabato 4 novembre, la 19ª edizione di Viva Voce Festival, prima kermesse di musica a cappella in Italia. Sentiamo Eddie Kaliman. Abbiamo in programma un percorso che spazia in tutti i generi, dal pop al jazz, al rock, alla comedy, una varietà di gruppi, una varietà di artisti veramente incredibile. Abbiamo artisti che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Ungheria, dall'Italia naturalmente, a dimostrare ancora una volta come con la voce si possa effettuare e realizzare qualunque genere musicale. Solo voci, nessuno strumento musicale. 5 serate e 7 concerti totali dal 4 novembre al 2 dicembre ospitati all'Auditorium di Sant'Artemio a Treviso. Noi abbiamo una grandissima tradizione di canto corale principalmente, sia profano che sacro. A questo si mescola certamente la tradizione, diciamo, canora dei gruppi vocali. In questo si inserisce un po' il genere a cappella così contemporaneamente interpretato da questi artisti. Festival che è giunto a compiere quasi 20 anni e che rientra pieno nel programma culturale di Treviso, candidata Città della Cultura 2026. Il nostro dossier si basa anche sulla rete dei festival. Viva Voce Festival fa parte della rete dei festival, che è una rete straordinaria, unica in Italia, che ci consente di avere 365 giorni di cultura all'anno, e quindi certamente
il canto a cappella fa parte del nostro dossier, anche perché ricordo che Treviso e il Veneto hanno una grande tradizione di coralità e di canto a cappella. Sindaco Mario Conte, grandi ascolti martedì sera Focus con l'intervista al presidente Luca Zaia, che ha parlato di sanità, Olimpiadi, autonomia e ha contrattaccato. Sentiamo una parte di quanto ci ha detto. Nel pubblico. Allora ai cittadini va spiegata sta roba. Non è che vanno via dal pubblico perché c'è solo un fatto di soldi, c'è anche chi va via per un fatto di soldi e io non ho nulla da dire, ma c'è chi va via perché non può più lavorare nel pubblico. Questo dobbiamo dire. E un'altra categoria che non può lavorare, e secondo me è altrettanto scandaloso, sono gli specializzandi. Chi sono gli specializzandi? Sono i medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati, fanno la scuola di specializzazione che dura 3, 4, 5 anni, non so, diventeranno chirurghi piuttosto che ortopedici o dermatologi o ginecologi o pediatri. Nel frattempo, durante questi anni, loro fanno la scuola di specialità e nel tempo libero, che può essere sabato o domenica, non è che possono andare a far guardia a pagamento, fare attività, e sono tanti questi medici, gli è proibito lavorare. Allora questi sono i due punti, i pensionati e i medici che diventeranno i nuovi professionisti. Qua non vuol dire, se tu hai, perché qualcuno dice ma Zaia vuole i pensionati contro i giovani, no, io sono per i giovani, ma siccome non ci sono i giovani, non ci sono, non so più in che lingua dirlo, io farei un bando magari annuale, direi queste sono le graduatorie di professionalità che cerchiamo, prima diamo priorità ai giovani, se non ci sono scorriamo e andiamo sui nostri pensionati. È grave? È più grave trovare i nostri pensionati che vanno nelle cooperative e poi rientrano nei nostri ospedali da privati come gettonisti. Presidente, poi tutto questo segue il periodo della pandemia dove diciamo, medici, infermieri in prima linea e tutta la struttura, tutte le strutture ospedaliere hanno fatto il massimo sforzo possibile con grandi sacrifici e anche qui grandi costi, no? Beh sì, guardi, sono miliardi di euro il Covid è costato, dopodiché evito di stare qui a discutere delle banalizzazioni, no? Cioè tipo oggi qualcuno si prende il Covid e c'è sempre l'esperto di turno, visto che è una banale influenza, anzi è un raffreddore ormai il Covid. Cioè vi ricordo che nel febbraio 2020, il 21 febbraio 2020 e giorni a seguire, anche quelli del lockdown, cioè si moriva di Covid. Vi ricordo che ci volevano le terapie intensive e non ci sono medici che hanno guarito tutti, non ce n'è uno medico che può dire che non ha avuto un paziente che è morto. Questo era il presidente Luca Zaia l'altra sera a Focus. Chiudiamo con questa edizione del Focus TG, grazie molto ai nostri registi Renato Cappoia e Italo Morao. Stasera ci rivediamo a Focus alle 21:15. Grazie a tutti, buona giornata.